Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Io al solito saluto i miei nonni Bruno e Gabriella, zia Vallì, Teresina e Scandiere. Allora, il corner di oggi sarà un po' più breve del solito, facciamo una cosa un po' più facile per tutti, anche per il fatto che l'ultimo corner ho ricontrollato dopo, è durato quasi un'ora, quindi a fare 4 mostri in un colpo solo in un corner significa renderlo anche un po' troppo pesantino e lungo forse. Allora, questa volta recupero e stringo un attimo i tempi. Allora, il corner di oggi inizia con l'ultimo argomento. Vi avevo detto il corner scorso che avevo finito con Parigi, in realtà avevo tralasciato il motivo principale per cui ero lì, che mancava perché stavo finendo il video, eccetera. Ora il video è finito, ovvero l'arco di trionfo di Cristo, impacchettato da Cristo. Un'opera di cui appunto ho realizzato un video tutto con materiale mio e altro preso da fonti varie. Un video veloce, sono 3 minuti e 10 secondi circa. Secondo me è uscito molto bene, con la musica azzeccatissima, quindi sarà anche un piacere rivederlo insieme a voi. Un video che vi mostra non solo l'opera impacchettata, ma vi mostra il modo in cui è stata montata, quindi come hanno fatto gli operai a mettere su questa stoffa color argento azzurro, eccetera. Poi ci sono varie sequenze dagli operai a come è stata poi smontato il tutto, le persone che ci sono intorno. Io ho deciso anche di lasciare i suoni del traffico che si sentono leggermente sotto la musica, proprio per restituire l'ambiente in cui nasce quell'opera, perché spesso altrimenti, o meglio, quando si fanno i video delle mostre all'interno di spazi museali, allora lì si può mettere la musica e basta. Perché? Perché quando si va al museo prevale la dimensione del silenzio. Per la street art, per l'arte pubblica, la chiamano arte sociale, eccetera, eccetera, l'abbiamo già affrontata insieme in alcuni corner fa. Invece l'opera d'arte, essendo nata per stare nella città, vive anche di una dimensione sonora e acustica che secondo me riceve nutrimento dai suoni della città. Quindi ho scelto di lasciarli, non in maniera troppo pesante, altrimenti era tutto una sequenza di clacson, ambulanze inchiodate, accelerate, eccetera. Però qua e là si sente il traffico, si sentono le voci delle persone che parlano e secondo me era una cosa che serviva inserire, proprio perché quando sono stato a visitarla, ecco, non ho detto le date cose, è un'opera che è anche stata già conclusa, si è conclusa se non sbaglio 20 giorni fa, quindi non è più disponibile. Ci sono i progetti, ci sono i disegni, gli studi, ora ci sono una lunga serie di video su quest'opera, quindi chiunque non l'avesse vista comunque la recupera attraverso i video. Chiaramente non si potrà più vedere come tutte le opere di Cristo, ma più che farvi vedere solo il video, io prima di mostrarvelo vi voglio anticipare il senso di queste opere, ovvero il fatto che ho visto anche appena ho messo il video su Facebook e su Instagram, molti di voi hanno scritto dicendo ma sono sempre le solite cose, ormai Cristo lo conosciamo, è sempre la storia dell'impacchettamento, eccetera, eccetera. Alcuni l'hanno ammesso, non sanno proprio il perché perché Cristo abbia impacchettato degli oggetti. Altri lo sanno, ma sanno una delle versioni o ne sanno una e anche in parte. In ogni caso è giusto dire in anteprima, o meglio, come prima cosa, che Cristo non ha mai spiegato direttamente il perché del gesto dell'impacchettare prima gli oggetti dalle bottiglie, poi sono diventate carriole, eccetera, poi i monumenti. Lui non l'ha mai spiegato. Quando ha provato a spiegarlo si è contraddetto 1 miliardo di volte all'interno di tutta la sua vita. Delle volte ha detto in sede di convegni e conferenze, c'è anche nei libri questo, io impacchetto solo per una funzione estetica, che non può essere vero, ovviamente, perché poi in altre circostanze invece ha messo in gioco delle motivazioni ben più serie, ben più appunto solide, che quindi ci fanno pensare che Cristo stesso abbia voluto lasciare tutti un po' nel mistero
per aumentare forse questo effetto boomerang, questo effetto boom dell'opera in sé, perché lo sappiamo, o meglio, mi è stato anche detto quando ero lì dalle persone che si occupavano appunto della sorveglianza, che si occupavano di regalare poi anche questi piccoli pezzi. Tra l'altro ne ho uno anche qua da qualche parte che adesso devo vedere dove l'ho messo, uno di quei pezzi di quei frammenti appunto di stoffa che venivano dati davanti all'arco, e quindi diciamo che Cristo stesso ha un po' giocato su questa cosa, e sapendolo tante amministrazioni pubbliche hanno chiamato Cristo per realizzare le opere. Questo è un dato di fatto. Laddove il WWF, laddove organizzazioni che hanno a che fare con la tutela dell'ambiente, conservazione della fauna e della flora di un tot luogo, eccetera, molti di questi si sono sempre opposti agli interventi di Christo, dicendo che inquinava, dicendo che era inquinamento acustico, visivo, deturpamento del paesaggio, eccetera, eccetera. Dal punto di vista commerciale, ospitare una performance, chiamiamole performance, non si può chiamare opera di land art, non si potrebbe neanche performance, non si può chiamare opera di nouveau realisme. Con Christo era dura trovare un termine, perché lui era contro tutti i vari termini che sono stati usati. Quindi chiamiamola performance, però ospitare una di queste significa guadagnare una montagna di soldi. Quando era stata fatta la passerella al lago di Iseo, The Floating Piers, ecco che era stato dichiarato che in una cosa come 2 settimane c'erano stati 1 milione e passa di visitatori. Ecco, il lago di Iseo 1 milione di visitatori in 2 settimane non li ha mai viste da quando c'è il lago. Quindi questo è il senso: quando Christo realizza una performance, il mondo intero si sposta, e non è da oggi, non è dal lago di Iseo, non è da 4 anni fa, è da 50 anni che succede questo. Le amministrazioni pubbliche lo sanno, Macron lo sa benissimo, ha chiesto espressamente di realizzare quest'opera in centro a Parigi. Chiaramente era un'opera che Christo già voleva fare all'età di 23 anni appena arrivato a Parigi. Perché? Perché Christo aveva una casa che si affacciava proprio sull'Arco di Trionfo, e ogni mattina si svegliava, apriva le finestre, vedeva l'arco, e già appena giunto a Parigi lui disse che quella sarebbe stata una delle opere più ambite per lui da realizzare, no? Impacchettare l'arco. Non ce l'ha fatta in vita, finalmente c'è stato modo di realizzarla post mortem, e il successo, come era preannunciato, è stato immenso. Non ho idea di quanti siano stati i visitatori, nel senso che ho tutti i dati, ma ora ho 10 pagine di cose scritte, quindi non lo saprei neanche rintracciare il dato. Comunque diversi milioni di visitatori in 2 settimane, quindi si parla sempre di numeri veramente astrofisici senza Cristo, e questa è stata anche la prima opera realizzata dalla sua morte. Non si sa se sarà anche l'ultima, nel senso che sono già state proposte idee per realizzare altre opere, tra cui il rifare la performance Mastaba, che è stata realizzata già all'Hyde Park di Londra tipo 3 anni fa. Si parla già di rifarne un'altra in un'altra sede, più grande, più bella, più figa, eccetera, però non si sa ancora, nel senso che ora se ne occupa la fondazione, quindi si vedrà quel che sarà. In ogni caso, andando al dunque, perché questo benedetto artista è da 50 anni, o meglio per 50 anni, ha impacchettato i ponti, ha impacchettato il Pont Neuf, il Reichstag, Surrounded Island, le isole Key Biscayne, le ha circondate, eccetera, eccetera. Perché fa queste cose? Allora, vi ho detto, non si può parlare, o meglio, è più corretto non parlare di land art. Quindi chiunque giustifichi l'impacchettamento tirando in ballo la land art non lo può fare, perché Christo in primis l'ha sempre negato. Quindi land art messa da parte. Christo ha avuto un inizio, un avvio all'interno della corrente del Nouveau Realisme, quella corrente degli anni 60, strettamente legata all'arte francese, che poi però ha preso anche, come si può dire, si è espansa, quindi dentro abbiamo visto
Rotella, abbiamo visto artisti che non sono francesi, però Cristo c'era. Quindi ha accostato spesso appunto al nouveau realisme, cosa che poi lui a 20 anni di distanza ha sempre negato, quindi anche quello non si può usare. Che cosa usare allora? A che cosa riferirci come riferimenti culturali e artistici per spiegare l'impacchettamento? Allora, io qua mi permetto, avendolo studiato molto, molto, Cristo, è un paragone che non ho mai sentito fare, quindi me lo invento io per primo, magari ora sparo una cavolata gigantesca, però non credo tanto, non credo, perché avendo letto alcune interviste, anche se non è mai stato espresso questo confronto, però secondo me è molto pertinente perché tante opere di Cristo, soprattutto gli impacchettamenti, perché ecco, lui non ha fatto solo questo, ha fatto ad esempio in Mastaba si trovano queste piramidi di barili. The Floating Pier non ha impacchettato nulla, ha creato una passerella al centro di un lago, quindi ha fatto anche altro lui, in Running Fence, in The Gates, The Umbrellas e altro, ha fatto delle azioni diverse sul paesaggio. In questo caso il confronto che vi propongo per provare a spiegarlo in maniera diversa rispetto al solito è con un maestro della pittura del Novecento, fine 800, inizio Novecento, che si chiama Cézanne. Quindi molti di voi diranno: ma cosa c'entra Cristo con Cézanne? Allora io invento una frase che lui disse, che ha detto più e più volte, riguardo al risultato estetico di un impacchettamento. E lo vedete impacchettando anche voi un regalo per Natale, no? Prendete un oggetto, non quelli con delle forme troppo semplici, che non sia proprio un cubo, perché altrimenti il gioco non vale. Anche perché le cose che è andato a impacchettare Cristo non erano delle forme lineari come un cubo. Però se prendete una forma un po' più strana, magari una statuetta, e poi la incartate tutta, cosa state facendo? Da un lato la state, e c'è il solito discorso sull'impacchettamento di Cristo, la state nascondendo per svelarla. Quindi quando vedete un pacchetto, pensate a una forma veramente iconica, non so, una racchetta da tennis, la prendete, la impacchettate e la mettete sotto l'albero di Natale. È chiaro che si riconosce che quella è una racchetta da tennis, ma il senso dove sta? Il senso sta nel rimando estetico di questo impacchettamento a sottolineare massa, forma, linea, volume, colore, perché nascondendola, nel suo caso non ha mai fatto opere con più colori, erano sempre monocromi, quindi riducendo la gamma cromatica dell'oggetto, eccetera, si sottolineano delle qualità estetiche che altrimenti si vedono in secondo luogo. Di una racchetta da tennis, cosa guardate voi quando, se la prendete in mano, che si guarda di una racchetta? Si guardano le corde, si guarda la grafica che c'è sul bordo, si guarda l'impugnatura del manico, eccetera. Non guardate la volumetria di una racchetta, non guardate quanto è sinuosa la linea di contorno di una racchetta. Quindi voi vi focalizzate su un oggetto pensando già allo scopo che ha quell'oggetto. La racchetta mi serve per giocare a tennis, quindi io quando la prendo in mano provo a fare un tiro, vedo la resistenza con l'aria, misuro il peso, sento la leggerezza, il bilanciamento della racchetta, il diametro del manico, eccetera, eccetera, l'area del piatto corde. Non guardo la sinuosità di una linea o la massa. Quando però la racchetta da tennis viene impacchettata, è chiaro che tutti i discorsi che abbiamo appena fatto non si possono più fare. Che si guarda allora? Entra in gioco un discorso di forme. Non c'è più il colore diventa monocromo, non è più un elemento di distrazione. Entra in gioco il peso, entra in gioco il volume, entra in gioco la forma della racchetta. Ecco, lo stesso discorso applicatelo poi sui monumenti. Quando voi andate a vedere l'Arco di Trionfo, su cosa vi focalizzate? Io l'ho visto varie volte. Sulle incisioni, sugli altorilievi, sui bassorilievi. Perché? Perché è decoratissimo. Quindi da lontano guardate la forma, sì, ma quando vi avvicinate, che guardate? Fate meno attenzione a dei valori geometrici, fisici, eccetera, a cui fate molta più attenzione nel momento in cui
questo oggetto viene nascosto alla vista. Quindi l'atto del nascondere serve a rivelare delle proprietà che altrimenti scomparirebbero a favore di altre. Quindi già questo è uno dei motivi. Perché Cézanne? Perché Cézanne ha fatto la stessa cosa. Pittoricamente parlando, tutta la pittura di Cézanne è una riduzione a forme pure ed elementari, cercando ogni volta di semplificare la forma, riducendo, prendete i giocatori di carte di Cézanne, una delle 3 versioni, ogni volta voi troverete, o erano 5, non mi ricordo neanche più, troverete che le figure, i 2 giocatori di carte, vengono ridotti, le braccia sono 2 cilindri, punto, sono 2 semplici cilindri. Il corpo è un altro cilindro, un parallelepipedo anzi. Quindi voi trovate il tutto ridotto a sfera, cilindro, cono, rettangolo, eccetera. Quindi la stessa semplificazione formale che Cézanne ha fatto in pittura, Christo la fa in scultura. Poi, oltre a questo, al discorso estetico, a questo confronto che ha appunto a che fare esclusivamente con una semplificazione formale degli oggetti, c'è tutto quel discorso, sempre utilizziamo i 2 termini che spiegano al meglio gli impacchettamenti, celare, svelare o rivelare. Il senso è sempre quello è un discorso che hanno fatto tanti artisti, però utilizzando anziché l'impacchettamento il tema dell'equilibrio, la mancanza di equilibrio, no? O l'assenza direttamente. Il fatto che da un lato nascondendo la presenza, o meglio, nascondendo la presenza e quindi mettendo in scena un'assenza, si presentifica la cosa che non c'è più. Che senso ha questo discorso che sembra più difficile di quel che è? Il fatto che ci rendiamo veramente conto di una cosa nel momento in cui questa cosa ci viene a mancare. Questo vale per i nostri sensi. Se pensiamo alla vista, ogni volta noi diamo per scontato il fatto di svegliarci vedendo. Il giorno che ci sveglieremo senza più vedere, e lì ci renderemo conto di quanto era importante la vista. Quindi la stessa cosa vale per i monumenti. Infatti Christo ha iniziato con i primi impacchettamenti che erano dei monumenti, secondo me, di basso rilievo culturale, di basso profilo culturale, nel senso che erano dei monumenti meno noti, molto più provinciali, nel senso che erano appunto in dimensioni veramente locali. Poi ha fatto un level up, è andato al Reichstag, al Pont Neuf, a monumenti sempre più noti. Ora con l'Arco di Trionfo, forse insieme al Reichstag, abbiamo proprio raggiunto l'apice, il clou. Ma il senso è proprio il non dare per scontato delle cose che si vedono sempre. Nel momento in cui io vi nascondo alla vista qualcosa che voi avete visto da sempre, ma non avete mai guardato attentamente, ecco che la vera opera di Christo si attua quando? Non quando l'oggetto è nascosto, ma nel momento in cui verrà scoperto di nuovo. Cioè appena sarà finita l'opera e l'arco viene riportato alla luce, ecco che allora lì la gente di Parigi, che magari per andare al lavoro ci passava davanti tutti i giorni e davanti a quell'arco imprecava per il traffico e non faceva altro che guardare la targa dell'auto davanti, adesso quando ripasserà lì guarderà l'arco e lo guarderà con degli occhi nuovi, dando un valore diverso a quello che dava prima, che era un valore che non dava proprio perché era scontato averlo lì. E si torna al tema si parla dell'arte soltanto quando l'arte brucia. Esempio, Notre Dame de Paris. Quindi non si parla mai di tante cose che abbiamo sotto gli occhi, ci vogliono gli incendi, ci vogliono le alluvioni, ci vogliono i terremoti perché la gente si renda conto di quello che ha, delle fortune che ha in termini di beni culturali pubblici. Allora, Christo, come vedete, ha tante, diciamo che apre a tantissime soluzioni, a tantissime strade, a ancora più interpretazioni, perché io ve ne ho fornite 2 o 3, però ci sono libri e libri che ve ne forniranno veramente a centinaia su questo. Si può spiegare l'impacchettamento anche tirando fuori il discorso del gesto dell'artista negli anni 60,
quindi il fatto che siamo in degli anni in cui è già stato fatto tutto, l'artista dice, boh, ci sono stati tagli di Fontana, c'è stato Burri, c'è stato Manzoni, ci sono stati una serie di artisti immensi che si sono inventati le trovate più incredibili. Che cosa posso fare io di nuovo? Come intervengo su un oggetto, su un quadro, su un'opera, quando la pittura non basta più? È già stato dipinto tutto, tutti i soggetti, cubismo, futurismo, dadaismo e questo e l'altro, è stato fatto tutto. Come faccio? Proviamo ad agire non sull'oggetto, ma su qualcosa di diverso dall'oggetto, da una copertura su cui di solito non si ragiona mai. Altra spiegazione ancora dell'impacchettamento può essere, io ci avevo scritto, avevo fatto una ricerca su questo prendendo in considerazione solo in modo tangente Christo, perché io mi ero interessato più ad altri artisti, ero partito da Manzoni, dalla Merda d'artista, da altre opere, sul fatto ad esempio della dialettica tra contenitore e contenuto, il fatto che noi ci focalizziamo sempre sul contenuto, è come dire, di un quadro, io guardo il quadro, non guardo la cornice, si guarda sì, ma non è il senso del quadro la cornice. Invece in questo caso, se pensiamo alla Merda d'artista di Manzoni, il contenuto è già nel titolo, ma il contenuto lo vediamo o no? No che non si vede. Perché? Perché c'è un contenitore che ci suggerisce un contenuto ed è un contenitore che non si può aprire. Così come l'arco di trionfo. Chiaro che poi viene tolto tutto perché non si può lasciare a vita, però non possiamo andare noi e fare dei tagli sull'impacchettamento di Christo e guardare sotto se c'è ancora l'arco. È chiaro questo? Quindi il contenitore mi dice tutto quello che devo sapere sul contenuto e noi lo prendiamo per vero, chiaramente. Quindi ci sono veramente una quantità di temi immensi su queste opere, immensi. Chiunque pensa che sia semplice spiegare Christo vuol dire che non l'ha mai approfondito veramente, perché è una miniera di informazioni, di spunti, di suggestioni e di riflessioni. È veramente una cosa incredibile. Io non vi allungo troppo il discorso perché ho visto sono già passati 20 minuti di sproloquio torrentizio sull'Arco di Trionfo. Vi dico solo godetevi il video e basta. Prego col video, regia. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Mes amis, soyez gentils. Vous savez bien. All our project is about freedom. Nobody can buy this project. Nobody can own this project. Nobody can charge tickets for this project. They're there for a few days and they go. Toutes ces rues me
tu? Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler. We are not different from all the other artists. They create art, it is sold, the artist gets the money. With the money, the artists purchase whatever they please. We do exactly the same. Only what pleases us is to purchase 5,000 tons of steel, 60 miles of vinyl poles. Du chemin, pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Rieccoci in studio. Allora adesso andiamo al secondo argomento, secondo e forse anche ultimo perché non vi voglio tediare troppo. È un argomento secondo me molto interessante, è un'opera, è il memoriale della strage di Ustica che si trova a Bologna. È un museo che è stato inaugurato alcuni anni fa, museo che ospita non solo i resti dell'aereo, di quell'aereo che si è schiantato, ma ospita soprattutto lo sguardo di un artista geniale, uno di quegli artisti come ne nasce veramente uno ogni 100 milioni di persone, che è stato, perché è mancato a luglio di quest'anno, Christian Boltanski, un artista veramente immenso, geniale. Cioè, nell'arte ci sono quegli artisti che sono dei bravi esecutori, che hanno una tecnica mostruosa, che hanno magari anche dei contenuti interessanti, sono degli ottimi artisti, inseriti nei libri, nelle mostre, eccetera. E poi ci sono i geni, poi ci sono quelli che veramente hanno del genio, che non è spiegabile da nessun libro, da nessun critico, in nessuna sede espositiva. Ecco, Boltanski era uno di quei geni, veramente. E secondo me qui ha dimostrato come lo sguardo di un artista attento, lo sguardo di un artista, ripeto, attento, perché quello che ha fatto lui qui lo poteva fare solo lui, nessun altro artista al mondo forse avrebbe fatto qualcosa di così azzeccato, di così rispettoso, di così espressivo. Allora, siccome è un tema veramente difficile questo, bisogna fare delle premesse artistiche e storiche. Allora, io avevo già studiato quest'opera, tra l'altro anche per occuparmi dell'articolo appena era mancato l'artista, e nello specifico va anticipato che è un artista che ha quasi sempre eseguito opere che avevano come tema la vita e la morte, quindi già scegliere lui significava andare a parare su un nome che ci sapeva fare con quel tema. Chiaro che però Boltanski non aveva mai realizzato un memoriale prima. Va anche detto che io ve ne parlo da ragazzo di 24 anni e mezzo, che non c'era nel 1980, quando è avvenuta la strage di Ustica, quindi tutto quello che so di questo evento lo so grazie alle commemorazioni, lo so dopo la visita al memoriale, lo so da quello che ho letto, da quello che ho visto in TV, da quello che ho letto nei libri. Di sicuro non perché l'ho vissuto, ma questo non è tanto un discorso, e qua è giusto proprio perdere 2 minuti per sottolineare questo aspetto, no? Quando ci si approccia a un fatto storico, ad esempio nei libri di storia, no? Ci si approccia sempre in maniera molto neutra. In modo neutro non intendo dire che il racconto storico sia oggettivo, perché non lo è assolutamente. Ogni regime, dal regime fascista a quello nazista, a quello comunista, eccetera, eccetera, hanno sempre dato una versione della storia che era a favore, che andava ad allinearsi con le loro idee. Quindi la storia non è mai stata letta in modo oggettivo, neanche oggi, perché anche oggi lo sguardo storico è politicizzato e così sarà sempre, è un dato di fatto. Se pensate che anche in periodo fascista e in periodo comunista ogni volta
la storia, per dire, degli antichi romani veniva letta in funzione di, quindi ci dimostra questo, che neanche il distacco storico di millenni ci permette di essere oggettivi nel guardare la storia. Quindi figuriamoci se con la strage di Ustica può essere un discorso oggettivo. Per sguardo neutro intendo invece, per racconto neutro, il fatto che troppo spesso la storia si è posta senza sentimento, si è posta semplicemente elencando dei fatti. Per fortuna negli ultimi 10-15 anni lo sguardo storico si è ampliato, ci sono delle prospettive di indagine storica, e qua non parlo di arte, parlo solo di storia, che partono ad esempio dalla prospettiva delle classi subalterne. Quindi ci sono degli studi che ci mostrano una sorta di storia vista dalle donne. La storia è sempre stata scritta e diretta dagli uomini, quindi vediamo la storia dal punto di vista delle donne, vediamo la storia dal punto di vista delle classi meno abbienti. Quindi il punto è che cambiando prospettiva cambia il racconto. Questo ci dimostra che i fatti vengono sempre interpretati. Qual è allora il succo di tutto questo discorso? Il fatto che anche qui Boltanski, per realizzare l'opera, ha dovuto interpretare i fatti. Quindi non è il racconto della strage di Ustica oggettivo, è il racconto di Boltanski sulla strage di Ustica. Chiaramente è un racconto però non inventato, è un racconto, o meglio è un'opera, un progetto che si è sviluppato dopo anni di studio, perché, lo sottolineo perché ci sono artisti che realizzano opere pubbliche in un mese. Ma in un mese come si fa a studiare come realizzare un'opera pubblica? Boltanski ci ha messo 2 anni, ma 2 anni solo per parlare con i parenti di tutte le 81 vittime. 2 anni ci ha messo per entrare in quell'ordine di idee. Poi ha fatto il progetto. 2 anni però ci ha messo. Quindi vi rendete conto di quanto sia andato in profondità. E qual è stata la cosa che veramente mi ha stupito di più? È stato il fatto che, ovviamente io avevo sempre letto, vi dicevo, di questo evento come è stato dell'11 settembre, no? Io avevo 4 anni, quindi tutto ciò che mi è arrivato già riletto da altri. Non l'ho visto con fonti di prima mano di quel tempo, di quel periodo storico, con i dubbi, con le sensazioni, con la tragedia vissuta da tutti in quel momento storico. È come se io un giorno spiegassi a mio figlio del Covid. Tra 20 anni, come farò io a spiegare a una persona che non l'ha visto, che non c'era, che non era ancora nata, che cosa è stato il Covid? Lui leggerà sui libri di storia che c'è stata una pandemia, che è stata trovata una cura, che abbiamo messo le mascherine e il gel per 2 anni, punto. E che poi tutto sia risolto, speriamo. Ma non saprà come si sentiva la gente, non saprà quali erano le fobie che sono nate dopo essere stati chiusi in casa 1 anno di fila, perché non l'ha vissuto. Ecco, tutta quella parte di umanità, la storia, 9 su 10, se la perde per strada. In questo caso Boltanski l'ha inserita tutta. Per questo l'opera che ha realizzato è qualcosa di mai visto prima. Perché come, infatti, se ci pensate, tutti i memoriali, tutti i monumenti funebri, non so, penso anche al Museo della Shoah di Berlino, eccetera, tutte le situazioni di questo tipo vincenti sono tutte quante controllate, realizzate da artisti. Non da architetti, non da ingegneri, non da politici, non da filosofi, non da artisti. Per questo io vi tiro fuori, vi leggo una frase che veramente calza a pennello, che è una frase che ho sentito dire da Emilio Isgro una settimana fa in un convegno a Pistoia. Isgro ha detto: gli artisti sono sempre stati i campioni della fragilità umana, ma oggi il limite di molti artisti contemporanei è che hanno perso la loro umanità.
Questa è una frase perfetta per quello che vi sto dicendo. Qui Boltanski ha messo in gioco tutta l'umanità che potesse avere, tutta l'ha messa in gioco. Ed è una cosa che si vede veramente di rado. Perché vi dico questo? Perché c'è stata una cosa specifica dell'opera che vi voglio sottolineare, che veramente è quel momento in cui appena vi rendete conto di quella cosa, dite ok, questo è un genio, questo è veramente un genio mai visto prima. Cioè in questa cosa nessuno l'avrebbe fatta così bene, con tale rispetto soprattutto. Perché ve lo dico? Perché quando si lavora per un memoriale, un monumento funebre o altro, ed è anzi stata sempre la funzione primaria dell'arte, cioè la prima, appena nasce l'arte, quando è nata l'arte e nei primi millenni in cui ha accompagnato l'umanità, l'arte si è sempre rivolta al tema della morte. Non solo, si è rivolta quasi esclusivamente al tema della morte. Perché? Perché l'arte nasce per rappresentare un'assenza e il tema della morte è questo. Si presentifica un'assenza. Stesso discorso di Cristo, no? Che intendo dire? Che l'arte serve per, in un certo senso, riportare in vita i morti, o meglio, per impedire che i morti se ne vadano per sempre. Stesso motivo per cui nasce la fotografia. Le prime foto che vengono fatte sono delle foto ritratto di persone che poi sono diventati i santini, che poi sono diventate le foto che si appendevano in casa del nonno che non c'è più, dello zio che non c'è più, eccetera, eccetera. La foto serve a mantenere vicino a voi la presenza di una persona che è lontana, che può essere in viaggio o che può essere scomparsa. Quindi l'arte ha sempre avuto questo tipo di funzione. Solo che in questa funzione l'arte ha sempre, svolto la funzione di legarsi alla presenza-assenza della persona cara che non c'è più, dialogando con i vivi, non con i morti. È sempre stata un'arte per i vivi, per chi è ancora qui. Chiaramente la persona che non c'è più l'opera non la può vedere. Quindi perché vengono fatte le lapidi, le tombe, eccetera? Non di sicuro per i morti. Era una cosa che diceva anche Ugo Foscolo questa, no? Quindi il fatto che i monumenti ai morti servono ai vivi per non dimenticarsi di chi non c'è più. In questo caso Boltanski rovescia il tutto. È qui che avviene veramente il momento in cui si dice no, cioè qui saltano tutte le regole. Perché è sempre stato, altro esempio per fornirvi del materiale su cui riflettere, arte messicana. Il culto del teschio nell'arte messicana, no? Ci sono varie festività messicane, una se non sbaglio si chiama El Días de los Muertes, una cosa del genere, che mette in scena una serie di teschi con tutte le fotografie. Ci sono questi altarini messicani, no? In cui il tema del teschio viene inserito da un lato per rappresentare la persona di cui quel teschio faceva parte, quindi il teschio del nonno serve a rendere presente il nonno in quell'altare e poi si mette la foto del nonno. Ma qual è la vera funzione del teschio? Non riportare lì il nonno, ma essere un memento mori per i vivi. Ricordare ai vivi che tutti moriranno, che quella è la fine che dovremmo fare. Cenere alla cenere, polvere alla polvere, no? Quindi il senso è sempre dare un contenuto morale ed educativo e anche etico ai vivi. Questa è un'opera in cui invece Boltanski si rivolge proprio a chi non c'è più, con rispetto. Per fare cosa? Vi mostro ora, finché parlo avete già visto un po' di questo memoriale, l'elemento cruciale di tutta l'opera. Sono questi rettangoli neri. Dei rettangoli neri che sicuramente nessuno di voi, o se vi siete accorti, complimenti, perché io non me ne ero neanche accorto all'inizio. Ci sono questi rettangoli neri che sembrano quasi delle tombe, però diciamo che passano molto inosservato, no? Perché all'interno di questa struttura si guarda l'aereo, si guardano tutti i pezzi rotti, i frammenti, non si guardano questi rettangoli neri sui lati.
che senso hanno quei rettangoli neri? Sono lì perché sono dei contenitori. Sono dei contenitori all'interno dei quali si trovano tutti gli effetti personali delle 81 vittime. Si trovano i giubbotti salvagente, si trovano scarpe, si trovano vestiti, orologi, macchinette fotografiche, si trova tutto ciò che si sia potuto ritrovare dopo la strage di queste vittime. Allora chiunque può dire, ma e che senso ha nasconderli alla vista? La frase di Boltanski, perché è la sua frase, c'è un video, quando voi entrate al memoriale e trovate un video che dura circa 20 minuti, in cui c'è una voce narrante che vi parla di tutta la parte tecnica, il trasporto dell'aereo, eccetera, la creazione del museo, il comitato delle vittime, eccetera, 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 le indagini, e poi gli ultimi 5 minuti si parla dell'intervento di Boltanski. E Boltanski dice questa frase circa. Dice: non si possono mettere in mostra i morti. Questo è l'esatto opposto di quello che avrebbe fatto qualunque altro artista al mondo. Perché? Perché i morti sono sempre stati messi in vista. E con questo non intendo, ad esempio, esporre un cadavere. È chiaro che non è quello. Ma il fatto che siano stati nascosti proprio, non è stata messa una lapide, non sono stati scritti i nomi. Andate al Ground Zero a New York, sede dove ora ci sono quei due buchi con le fondamenta, dove c'erano le fondamenta delle torri gemelle, ci sono tutti i nomi incisi, uno per uno, non ne manca uno di nome. Perché? Perché si vuole rendere omaggio alle vittime, che sono state centinaia e centinaia, sono stati scritti tutti. Qui i nomi erano 81, non ne è stato scritto neanche uno. Perché? Perché non si vuole mettere in mostra né il corpo del defunto, che chiaramente era impossibile da fare, ma neanche la sua umanità, la sua intimità, che si concretizza nell'oggetto personale. Io trovo che questo sia uno sguardo che sia veramente rispettoso nei confronti delle famiglie. Cioè è un modo, voi sapete che questi oggetti ci sono, ma non li potete vedere. Ecco, io trovo che sia veramente eccezionale, veramente unico, il rispetto che l'artista ha dimostrato nei confronti delle vittime. Perché questo non è neanche tanto rispetto nei confronti delle famiglie, che magari anzi sarebbero state le prime a voler vedere magari un effetto personale della persona cara per ricordarla, appunto per in un certo senso esorcizzare la morte. Invece lui è andato controcorrente, ha reso impossibile alle famiglie delle vittime ricordare il defunto attraverso la visione diretta di un oggetto personale. Ma perché l'ha fatto? Per rispettare la vittima. Cioè è l'esatto opposto di tutta l'arte che ci sia mai stata prima, perché non è mai stato fatto un ragionamento del genere, mettendo al primo posto le vittime e non i vivi. Quindi è veramente un dettaglio microscopico rispetto a tutta l'installazione, su cui non è intervenuto Boltanski, non ha rimesso lui i pezzi dell'aereo chiaramente. Dove è intervenuto, oltre a questo elemento che è veramente di una raffinatezza, di una dolcezza, di un'intimità, di un'espressività struggente, lui è intervenuto anche in altri due elementi molto efficaci, come al solito, che sono 81 schermi neri che si trovano lungo i 4 lati di questa struttura che ospita l'aereo, e sono 81 specchi neri, quindi che vengono oscurati. La funzione dello specchio è appunto quella di specchiare. Ma specchiare cosa? Un volto. In uno specchio di solito si specchia un volto. 81 specchi per le 81 vittime, in cui i volti non si potranno più specchiare. Quindi gli specchi diventano neri, perché la persona non c'è più. Cioè, vedete che livello di delicatezza nel ragionamento e nel modo di porsi? Si potevano mettere 81 foto delle vittime. No,
mettiamo degli specchi neri che non possono più specchiare, perché la persona non può più vedersi allo specchio. Cioè, vi rendete conto della profondità di un ragionamento del genere? Cioè, solo un artista poteva fare una cosa del genere. Altra cosa ancora magnifica, sono state 81 lampadine sospese nello spazio invece non del visitatore, come gli specchi in cui si gira intorno appunto, ma nel centro sopra l'aereo che penzolano, 81 lampadine che si accendono e si spengono, si accendono e si spengono, molto lentamente e in continuazione. Sono come dei respiri, no? Sono come delle presenze. Non è una luce continua, ma non è neanche una luce che si è spenta del tutto. Perché? Perché è la persistenza della memoria. Il fatto che bisogna continuare a fare luce su un fatto, su un avvenimento, su una strage come questa. E quindi è il pulsare della memoria che deve continuare a fare luce. Vi rendete conto è da brividi una cosa del genere, è da pelle d'oca. E io ragionamenti come questo non li ho mai visti fare da nessun altro, perché ho visto tanti memoriali, tanti monumenti al milite ignoto, a prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. In Veneto siamo pieni, una gran parte della Grande Guerra è stata combattuta sul Piave anche, quindi tra Veneto e Friuli ci sono una gran parte dei monumenti tra il milite ignoto, eccetera, quindi ce ne sono, ne ho visti tanti, 3/4 di questi non hanno nulla da dire, nel senso che sono dei monumenti che veramente non hanno umanità, non sono espressivi, sono un elenco di nomi, 2 righe, commemoriamo i morti della prima guerra mondiale, punto. Non c'è nessun ragionamento a partire dal tema della vita, della morte, degli effetti personali, la persistenza della memoria, eccetera, eccetera. Qui Boltanski l'ha fatto. Quindi io veramente metto quest'opera, questo memoriale, al primo posto di tutti quanti. Secondo, ci metto il Museo della Shoah di Berlino. Museo che contiene un'installazione che tra l'altro non so se era permanente o temporanea, che è veramente la seconda opera secondo me migliore che sia mai stata realizzata per celebrare un tema come questo, l'Olocausto, che infatti è un'opera di Anish Kapoor, quindi non proprio l'ultimo degli artisti, e anche qui Anish Kapoor ha fatto qualcosa di veramente oltre. Non ve ne parlo perché altrimenti diventa eterno anche questo corner. Comunque avete visto, gli argomenti erano solo 2, però belli densi, belli pieni. Questo di Boltanski vi assicuro mi ha veramente preso molto, perché tante volte vado a visitare questi luoghi, questi monumenti eccetera ed esco così come sono entrato, non mi toccano minimamente. Questo invece è stato un qualcosa che, pur non avendo vissuto, pur non avendo visto, pur non avendo avvertito, ci sono entrato dentro, ho sentito tutta la sofferenza, ho sentito tutto il peso di quello che c'è stato, e questo è stato reso possibile grazie all'arte contemporanea. Quindi veramente qui c'è da imparare tanto. Io allora non vi dico altro, vi consiglio di visitare questo museo. Se non sbaglio l'ingresso è gratuito, basta prenotarsi, è aperto praticamente sempre, è un posto strepitoso, vi consiglio di andare perché non ci va nessuno. Questi sono quei luoghi in cui si va quando inaugurano, ci va chi ha veramente un motivo per andare, quindi i parenti delle vittime eccetera, però altrimenti sono luoghi che non vengono visti, ed è un peccato perché questo nello specifico merita tanto. Quindi vi consiglio di fare un salto, perché non uscirete come siete entrati, anzi io sono rimasto dentro 40 minuti e uno dice: ma che hai fatto 40 minuti? Hai visto l'aereo? No, ho avvertito quello che c'è stato, quindi vi consiglio di fare un salto veramente. Vi ringrazio per avermi seguito anche in questa serata. Vi anticipo un'ultima cosa, tra 2 giorni,
perché andrà in onda questo corner giovedì, tra 2 giorni, sabato, inaugurerà la mostra di Armodio, mostra che ho avuto il piacere di curare io, Sara Taglia la Gamba e Strinati. Mostra che verrà moderata da Giorgio Regali e ci sarà in presenza anche il maestro Armodio, Scuola Grande della Misericordia, inaugurazione ore 18, Venezia. Venite perché sarà una mostra grandissima. Buona serata a tutti e a presto.